Allora, io ho iniziato a fare rap nel 97 più o meno, forse pure prima, no? Ho cominciato con un gruppo che faceva hardcore crossover praticamente, una band. Poi dopo abbiamo cominciato il progetto Fossera nel 98 con Yesser Fernandez. Poi dopo si sono aggiunti all'epoca DJ Fresilla e poi PG1, però è stata una cosa di missimo, diciamo. E perché? Perché il rap alla fine è un modo per comunicare con la gente. Io facevo i graffiti, già ero un malato dell'hip hop. Facevo i graffiti e i graffiti non mi bastavano più, quindi ho deciso di cominciare a scrivere. Nasce in maniera molto semplice, è il mio soprannome nel quartiere, mi chiamavano così per il colore della pelle, ma perché tengono poche barbe, quindi però sono abbastanza pallido. Come già ho detto prima nella prima domanda, per me il rap è un modo per comunicare con la gente. Diciamo che tutti pensano che uno comincia a fare rap perché non sa cantare, perché non è intonato, quindi non sa cantare. Invece io penso che il rap sia un mezzo di comunicazione vastissimo, perché in una strofa di 16 barre puoi dire tantissime cose. In una canzone di musica leggera non lo so, cioè in una strofa di 16 barre rispetto ad una canzone, cioè sono 3 canzoni di musica leggera, quindi io sono uno che parla molto, ha molto da dire. Guarda, onestamente la prima volta proprio non me la ricordo, perché è stato con quella band e non mi ricordo proprio dove era il concerto, cioè veramente non ho un vuoto di memoria. Però la prima volta con i Fossera me la ricordo, era il 26 settembre 1998, sotto la metropolitana di Scampia, dove sta il parcheggio ora. Organizzammo noi con Polo all'epoca una jam che si chiamava XXL. Venne ospite anche Next One, che è il breaker per antonomasia, che ho provato e niente, alla fine non è stata neanche un'esibizione, è stato uno sfogo. Stavano 4-5 cani arrabbiati che abbaiavano in un microfono, niente di che. Il mio pezzo, io non lo posso dire io, non me la sento di dirlo, forse lo può dire la gente. Che rappresenta me stesso dipende dal momento, però se devo dirne uno dico Cantenom, che sta nel primo album Spirito e Materia. Poi ci sarà qualche altro pezzo sicuramente in futuro, ci sta qualcuno che pure è stato, però a prima botta ti dico Cantenom. Guarda, onestamente non te lo so dire un pezzo, perché io non ho, io sento dischi interi, quindi non mi colpisce solo un pezzo. Se ti devo dire qualcosa della scena rap italiana che mi ha colpito ultimamente, sono Jamie Tights e Medley. All'inizio l'avevo un po' sottovalutati, poi ho capito che sono un po' bravi, ho ascoltato album interi e trovo che tecnicamente sono in un punto di arrivo per il rap italiano. Mi è capitato già di darne, gli direi di fare quello che si sente, però di restare sempre con i piedi per terra e di non strafare, e soprattutto di cominciare con umiltà e di capire che comunque non si può uscire al pubblico in maniera troppo frettolosa. Purtroppo oggi i ragazzi tengono sta cosa di internet che li rovina un po', cioè mettere tutto su YouTube al volo non è una cosa secondo me sana. Noi all'epoca, quando le nostre performance, i pezzi nostri li sentivano solo dal vivo, internet non esisteva, quindi dopo è arrivato e comunque, per dirti, il nostro primo album è uscito dopo 9 anni di lunga e dura gavetta fatta di concerti e performance in luoghi anche assurdi. Marrakesh, Salmo e Enzi. Ce l'ho un sogno, però penso che è impossibile, non accadrà mai, perché
perché comunque è un artista abbastanza non credo che accadrà comunque. Battiato, sembra strano, però fare una cosa con Battiato per come scrive e per la cultura della musica che ha. No, a me piace come format, infatti appena l'ho visto sono rimasto colpito che aveva fatto Chiaman, ho visto, mi piace, mi ha colpito subito, mi è piaciuto e gliel'ho detto, infatti penso che sono uno dei, cioè sono il primo più vecchietto di dire qua. Saluto a tutti quelli al di là dello schermo, mi raccomando seguite Double H, Oyan, Fussera, Poesia Gru, Tambu.